Un esempio banalissimo, perché sono tutte quelle esperienze personali che si dicono, a volte invece i millesimi, eccetera. In un appartamento è successo a mio figlio, diciamoci la verità, si vede arrivare un conto da 70-80 euro che pagava di acqua, improvvisamente arriva la carta di quest'anno ci sono i costi e si trova da pagare 500 euro di acqua. Ha detto, cosa hai aperto una piscina in casa? Ho detto, no. Ma mica solo lui, 500, 500, 400, 500, e in pratica come sono messo a pagare 3-4 mila euro di acqua. Ho chiesto spiegazione, dice ma c'è il giardino, no, una fascia, adesso si verificherà e se c'è dolo sarà denunciato. Sarà denunciato. Avete capito cosa succede? Questo è un paese in cui c'è magna magna, tutti vogliono arricchirsi senza lavorare. Non è così ragazzi, dovete sacrificarvi, dovete lavorare e voi bancari non potete rubare, non potete rendere queste aziende, no, vittime e non potete permettervi il lusso di far suicidare